Quest'anno si apre per noi il 400° anno della costituzione di questa parrocchia. Il 12 novembre 1619 l'arcivescovo di Genova costituiva questa parrocchia autonoma. Abbiamo appunto voluto celebrare questo 400° anniversario costruendo la chiesa nella chiesa. È stato rappresentato praticamente il paesaggio di Levi con i vari lavori che si svolgono ancora adesso, l'oliveto, il noccioleto, l'omino che abbacchia le olive, l'orticello coltivato e poi ci sono le case più o meno come erano fatte una volta a Levi. L'associazione quest'anno ha dato l'invito alle primarie, alla materna e anche al centro riabilitativo Villa Gritta. Abbiamo dato questa occasione, questa opportunità di fare ognuno un presepe. Infatti è intitolato Il presepe sognato dai bambini. Abbiamo cercato di fare un presepe che rappresentasse sia la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove la confraternita dei disciplinati di Santa Caterina ha sede, che il paese. Quindi troviamo in alto a sinistra la chiesa di San Pietro in Vincoli, scendono nel Caruggi i confratelli in cappa e tabarro con le lanterne e dall'altra parte invece gli orti coltivati per i quali scorre invece un ruscello.